danni per centinaia di migliaia di euro all'agricoltura, incidenti stradali, ma anche aggressioni. La popolazione dei cinghiali in Italia produce danni veramente importanti. Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Questa sera parliamo, come avete capito, di animali, non solo di cinghiali, ma parliamo anche di parchi naturali come quello dei Colli Euganei, ma parleremo anche della Lessinia. Lo facciamo con gli ospiti che abbiamo in studio e ve li presento subito. Iniziando alla mia sinistra abbiamo Stefano Valdegamberi, consigliere regionale Veneto. Buonasera consigliere, a tutti. E grazie di essere qua. Al suo fianco Maurizio Antonini, direttore della CIA della provincia di Padova. Buonasera a lei, grazie. Buonasera al nostro editore Ermanno Case, buonasera a tutti. Ermanno. Al suo fianco Luca Callegaro, sindaco di Arquà Petrarca, siamo sui Colli Euganei e peraltro anche ultimo presidente dell'ente Parco Colli. Buonasera. Anche a lei. Allora, dicevo, una popolazione che è cresciuta veramente a dismisura. Anche qui si sta cercando di fare un censimento, peraltro difficile da fare nell'area del bacino dei Colli Euganei, per cercare di capire quanti sono. Si parla tra i 7 e i 10.000 capi. Ogni anno decine di migliaia di danni all'agricoltura, ma il problema non è solo per l'agricoltura, ma pensiamo anche all'ambiente, perché sono animali che tendono a occupare in maniera preponderante il loro territorio, mettendo anche a rischio la sopravvivenza anche delle altre specie. Un problema da risolvere, che si è cercato di affrontare in varie maniere in questi anni, ma che evidentemente, con misure che evidentemente non hanno dato i frutti sperati. Ultimamente la polemica sulla rizonizzazione del Parco Colli e la possibilità di aprire la caccia ai cinghiali, una proposta che ha sollevato non poche polemiche e che adesso stasera poi cercheremo di capire quale può essere la via da seguire. Un dato per tutti: lo scorso anno in Toscana sono stati abbattuti una cosa come 100.000 cinghiali e, come dicevo, appunto, il problema non è solo del bacino dei Colli Euganei. Sindaco Callegaro, per i sindaci i cinghiali sono un problema, perché ogni giorno c'è qualcuno che viene a bussare alla porta. Ma indubbiamente il problema dei cinghiali è un problema grave per il nostro territorio, grave per i danni che questi provocano continuamente all'agricoltura e soprattutto anche di ordine pubblico, visto la pericolosità negli attraversamenti stradali di questi ungulati che mettono a rischio veramente anche la vita delle persone stesse. Mi preme dire però che i Colli Euganei non sono la Toscana. Perché dico questo? Il problema è che non abbiamo le distese e non abbiamo gli spazi per praticare una caccia come quella che si fa in Toscana, con battitori e i cani e tutto quello che serve per la caccia cinghiale. È un parco fortemente antropizzato, vi abitano circa 60.000 persone, senza contare di tutto il turismo che frequenta quotidianamente il territorio, dalle biciclette alla gente che cammina a piedi. Quindi pensare di aprire una caccia incondizionata all'interno del parco, secondo me, è pura utopia, soprattutto per i pericoli che si correrebbero. Però bisogna sicuramente porre rimedio. Io ho fatto il presidente per circa 10 mesi, praticamente da luglio 2015 fino a maggio del 2016, e poi sono stato commissariato perché, vista la riforma dei parchi che la Regione sta portando avanti, ha deciso di commissariare tutti e 5 i parchi del Veneto. E io sono felice di questo, perché adesso la Regione si è resa conto effettivamente del problema dei cinghiali. Certo. Antonini, il problema dei danni, agricoltori, le associazioni di categoria, voi siete su una linea abbastanza comune, no? In proposito. Il problema è serio, anche perché i cinghiali stanno iniziando, anzi ci sono già anche in pianura, stanno uscendo dal Parco Colle. Sì, innanzitutto bisogna capire che il problema dei cinghiali non è solo un problema del Parco Colli, è un problema molto generale, soprattutto anche rispetto
alle politiche regionali e quindi alla regione Veneto. Non abbiamo solo il problema dei cinghiali, abbiamo il problema delle nutrie, abbiamo il problema dei lupi, abbiamo problemi di altri animali. Il danno complessivo che si fa all'agricoltura viene stimato in circa 2 milioni di euro all'anno per danni della selvaggina. Questo è un importo per far capire la gravità della situazione che noi oggi agricoltori stanno subendo. Per quanto riguarda i cinghiali, è vero quello che lei diceva, i cinghiali oggi non è solo un problema del parco, è un problema anche dell'Alta Padovana, sono stati visti anche nella palude di Onara e quindi anche nell'Alta Padovana abbiamo il problema dei cinghiali, ma non solo. Oggi l'agricoltura riveste il problema specifico, abbiamo un problema generale che è quello degli animali selvatici. Ecco, professor Casen, animali selvatici, forse come dire, la nostra società non è più abituata a convivere con queste presenze? No, non è una questione di abitudine, il problema è che i coniugani sono cambiati da molti anni, c'è un'economia diversa, c'è una cultura diversa, c'è anche una presenza di un ente parco che sarebbe utile se funzionasse. Siccome funziona e funziona male, per 1000 motivi, non sta a me stare a indagare esattamente per quale motivo, e allora si creano delle grosse difficoltà da parte dei coltivatori. Allora io sono per l'ente parco, cioè sono per il mantenimento del parco così come sta e eventualmente anche allargarlo, però va tolta tutta la burocrazia, va tolta tutti i sistemi, i rallentamenti delle fasi burocratiche. Se io devo cambiare i balconi di una finestra devo fare una carta bollata e stare là mesi, aspettare, eccetera. Quindi diventa come al solito in Italia che alla fine l'ente parco è fatto di abusi, perché la gente deve pur vivere, allora deve arrangiarsi come può, perché sennò ogni cosa ha una percorrenza annuale per ottenere un anno di permesso di fare qualcosa. E questo è uno dei punti. Ovviamente è entrato anche nell'ordine di idee di qualcuno ha voluto mettere i cinghiali sul parco Colli, cosa che non era assolutamente né utile né necessaria, però è successo. A questo punto nasce il problema. Fino a che punto questo problema è politico lo vogliamo politicizzare? I cinghiali sono troppi, fanno disastri per milioni di euro, più di quelli che sono normalmente citati, perché chiaramente la gente non va a denunciare tutto quello che succede, qualcuno tace e tira avanti. Ma certamente questo non è un incentivo per l'agricoltura e per la sopravvivenza dei colli. Per esempio la gestione delle foreste, della parte boschiva dei colli uganei è un disastro, perché non si può tagliare nulla e ogni cosa che si fa bisogna chiedere un permesso con un anticipo almeno di 3 mesi per avere poi qualche consenso, e alla fine il bosco dei colli ugani è infestato di rubinia, di tutte piante che non sono autoctone e muoiono invece le piante che servono. La stessa cosa vale per i cinghiali. Certo che poi in questo habitat trovano, come dire, il posto ideale per crescere e proliferare. C'è un equilibrio da mantenere e questo equilibrio è possibile mantenerlo. Come si fa a mantenerlo? Allora bisogna mettere delle persone che sono pratiche, perché se continuiamo a carte da bollo i cinghiali non se ne vanno, anzi prolificano. È giusto, è vero che i cinghiali è difficile cacciarli col sistema toscano o col sistema calabrese, perché lì hanno terre e hanno monti e quindi è più facile. Ma per esempio il cinghiale tranquillamente si può cacciare di notte ed è più facile colpirlo, quindi va eliminato perché è necessario eliminarlo, perché può portare malattie, perché può portare danni, perché intimorisce la gente e alla fine può creare anche vittime e di conseguenza bisogna dargli un taglio. Certo. Valdegamberi, la Confagricoltura dice che bisognerebbe
praticamente abbassare il numero in maniera drastica, no? Quest'anno il Parco Colli ha in programma di abbattere 2000 capi, invece gli agricoltori ne chiedono un intervento più consistente. Guarda, noi siamo arrivati in questa situazione a causa di norme che abbiamo provato anni fa sulla base di una impostazione ideologica del parco. Io sono il primo che dico che è giusto che i colli, le parti più sensibili, le parti più belle che abbiamo nella nostra regione siano tutelate, perché è un patrimonio, anche quello naturalistico, ambientale, che noi tramandiamo e dobbiamo conservare, perché è un valore anche non solo così paesaggistico ma anche economico per il turismo, per tutto, per la nostra regione. Ma non possiamo trasformare questi territori in una riserva dove ci sono delle leggi dove non è consentito nemmeno la caccia di questi animali, cioè non è consentito di intervenire per regolamentare uno equilibrio, un qualcosa che è innaturale, che ormai in natura, cioè non è più un paesaggio naturale, perché oggi di naturale non c'è nulla, è stato plasmato dall'uomo, il cinghiale è stato importato, come è stato importato il lupo, e quindi bisogna, se non c'è il predatore, se non c'è se non viene naturalmente regolamentato questo equilibrio, deve intervenire l'uomo necessariamente, se no succedono le cose che sono successe, con danni irreparabili, il numero cresce a dismisura e sfugge di mano la situazione. Questo è successo a colpa di normative che oggi pensano che tutelare l'ambiente significa imbalsamarlo. Imbalsamarlo significa non tutelare l'ambiente, significa rovinare l'ambiente completamente. Se troviamo anche, penso a altri parchi che conosco molto bene, di cui sono stato anche amministratore, come quello della Lessinia, se io dovessi per fare una pratica, per ingaiare una strada, che io devo fare burocrazia su burocrazia, domande, carte bollate e quant'altro, e non uso il buon senso della buona prassi che hanno usato per millenni, io a questo punto la strada viene abbandonata, e se devo riprendere un muretto in pietra devo fare non so quante domande, carte bollate, permessi, attese, per qualsiasi cosa cioè non può essere sinonimo di burocrazia. L'ambiente non si tutela con la burocrazia, si tutela col buon senso, anzi conservando anche il rapporto con l'uomo, quindi con l'agricoltura, o con la pastorizia, con l'allevamento. Cioè quando tu fai sparire l'opera dell'uomo sull'ambiente, che da millenni ha plasmato il nostro ambiente, tu non è che tuteli l'ambiente, tu lo rovini e quindi fai un danno all'ambiente. E purtroppo abbiamo, concludo, delle leggi che sono impostate su una visione ideologica di iperprotezionismo, il quale non permette appunto nemmeno di riequilibrare il problema dei cinghiali, se no non saremo in questa situazione. Certo, allora andiamo sul territorio, andiamo a sentire cosa dicono gli agricoltori, dunque quelli che operano e che si trovano ad avere a che fare tutti i giorni con gli ungulati. Sentiamo. Abbiamo l'attacco dei cinghiali ogni anno, naturalmente. Ci sono anche in questo momento, solo che in questo momento non trovando prodotti da mangiare, perché attualmente la vigna non ha frutti, chi ha seminato orzo o terreni ancora da seminare, per cui non trovano, al limite vanno alla ricerca di radici e muovono il terreno in questo senso. Allora, l'anno scorso ho avuto oltre un paio di ettari, mi hanno rovinato di soia seminata, perché loro la soia non è che la mangiano, ma una volta seminata, vedendo le file dove è seminata, naturalmente la vanno a scavare pensando di trovare semi buoni, ma la soia non è di loro gradimento, e allora in questo caso la tolgono da dove è seminata, naturalmente o perché si secca e non germoglia, o perché altri uccelli tipo colombi, tortore o cose di questo genere la vanno a mangiare, naturalmente non cresce niente. L'uva invece ho avuto, siccome ho un ettaro di moscato fiore d'arancio e un altro di rabosa, il prosecco non hanno un leggero tentativo, ma poi siamo riusciti a vendemmiare ancora prima di essere attaccati, non abbiamo avuto danni sul prosecco. Ma un danno maggiore, circa quantificarlo, la fanno filari, la rompono, quantificarlo può essere su qualche decina, 20 quintali di uva rovinata, diciamo, da questi attacchi, perché non è che ne viene uno. Io una sera ne ho contati 6 o 7 di grandi, più una femmina che ne aveva altrettanti cuccioli, per cui, ma di sera hai visto quello che hai visto, insomma, poi perché si intrufolano in mezzo agli vigni e non riesci a vedere bene il numero.
Allora, questa è la testimonianza di un operatore agricolo appunto della zona di Monselice. I cinghiali mangiano tutto praticamente, Antonini, e ogni anno ci fa i conti nel periodo del raccolto, della maturazione, non solo, con i danni. Gli indennizi come funzionano? Beh, qua abbiamo un consigliere regionale, bisognerebbe chiedere alla regione come funzionano gli indennizi. Per quanto riguarda gli indennizi sui cinghiali, c'è un indennizzo veramente molto molto limitato, che è pari più o meno al 10%, e siccome l'indennizzo è del 10% rispetto al danno complessivo della richiesta che si fa generalmente, le aziende si sono anche stancate di presentare le domande e quindi per questo motivo presentano anche poche domande, quindi abbiamo indennizi insufficienti rispetto ai danni che vengono provocati. E questo evidentemente è frutto anche di una politica in cui è già stato detto che sono stati sottovalutati il problema dei cinghiali e il problema che noi oggi abbiamo nei colli euganei. Ecco, beh, ci sono dei sistemi per difendersi, no? C'è la possibilità di recintare piuttosto che utilizzare quelle recinzioni? Sì, ma i problemi, funzionano? Per i problemi della difesa possono anche funzionare nel momento in cui abbiamo il controllo dei cinghiali, cioè se noi passiamo dai 10.000 cinghiali che ci sono adesso a 500 cinghiali, che teoricamente sono quelli che dovrebbero quantomeno essere all'interno di un territorio. Ecco, anche secondo voi è questo il numero che andrebbe bene? Questo è il numero massimo in cui si potrebbe arrivare, e quindi il numero, evidentemente noi pensiamo che i cinghiali nei colli euganei non sono animali dei colli euganei, quindi dovrebbero essere proprio debellati, ma detto questo, se ce ne sono qualche decina si potrebbero anche mettere le reti e mettere altri elementi di salvaguardia. Ovviamente questo comporta una grossa spesa da parte dell'azienda agricola per la difesa appunto delle proprie culture. Massaro, 500 sono troppo pochi, cosa dice? È d'accordo anche lei su questo numero? Ma io direi anche 0 se fossimo in grado di fare questa politica. Io sono convinto però che purtroppo il problema del cinghiale nei colli euganei è un problema che si è amplificato perché non è mai stata fatta un'azione di continuità. Si è sempre fatto azioni a singhiozzo, qualche mese ci si fermava. Per esempio io sono arrivato a fare il presidente dopo un anno di inattività. Pensare un anno di inattività con i numeri che abbiamo, considerando che una femmina si riproduce 2 volte l'anno e con una media di 7,1 a femmina, quindi l'incremento del 100% di questa popolazione cinghiali è una cosa inaudita. Io sono convinto però che un'azione costante da parte è inutile, dobbiamo ricordare che siamo all'interno di un parco regionale dei Colli Euganei. Il parco, così come è regolamentato anche nella stessa legge della caccia del 157, è vietata la caccia. L'unica azione che si può fare, e lo prevede la legge quadro 394 sui parchi, è quello di fare il selecontrollo, l'attività di prelievo. Di formare delle persone che affiancate. Esatto. Ma ecco, lei che è stato presidente, ci racconti un po' come avviene? Allora, noi abbiamo formato circa 50 persone, adesso ultimamente sono state formate altre 25 persone che sono cacciatori residenti nel territorio, che assieme al personale del parco, così come prevede la legge 394, che dice che è l'ente gestore che organizza l'attività di selezione e l'attività di prelievo all'interno del territorio vincolato. Quindi queste persone uscivano, almeno quando io ero presidente, 2 volte alla settimana, divisi in 5 squadre, e l'azione veniva fatta sia con l'abbattimento col fucile di notte, ma quello che dà più risultato, inutile a dirlo anche se l'onorevole Berlato dice che non è vero, l'attività più forte si fa con i chiusini, con l'abbattimento poi effettuato una volta catturati all'interno del chiusino. Ma il chiusino funziona oppure gli animali imparano? No, il chiusino funziona tra di loro. Soprattutto perché col chiusino, ahimè, prendi i piccoli entrano perché il cinghiale è furbo, il cinghiale grande non entra, ma i piccoli entrano, ne prendi anche 20 del colpo, dai 15 ai 20 del colpo, se entra
tutta la famiglia fai dei numeri importanti. I corsi per diventare I corsi come così costano? Cioè, allora, così come dettati dall'ISPRA, i corsi mi sembra costano sui 100 euro da parte del cacciatore che deve pagare per fare questo corso, e l'ISPRA che dice che i corsi vanno fatti ed è sempre l'ente gestore che organizza questi corsi. Stavo approntando anche degli altri corsi perché anche le operazioni poi di abbattimento, di eviscerazione che deve essere fatta subito sul posto, ci vuole sempre personale attrezzato. Io penso che i cacciatori in tutto questo abbiano un ruolo fondamentale, perché il cacciatore costa zero, è un toccasana, altrimenti non si riuscirebbe a debellare questo. Il cacciatore può aiutare in questo assieme al personale del parco. Adesso il commissario è riuscito, e so che è andato in giunta regionale la settimana scorsa, la stabilizzazione di altre 5 persone, e quindi arriveremo a 12 persone che effettuano questo servizio costantemente. Io sono fiducioso e sono sicuro di quello che dico. Questa azione fatta in un paio d'anni in maniera continuativa riduce, non dico a zero il numero, sarebbe forse utopia, perché è come pensare di togliere i furti da tutte le abitazioni d'Italia, è impossibile. E quindi io penso che però i numeri verrebbero abbassati di molto, proprio per andare incontro anche a quelle che sono le aziende agricole. C'è un'azienda agricola da qua prestigiosa, non faccio nomi per non fare pubblicità, che sono 3 anni che non riesce a buttare in produzione un vino che ha già pubblicizzato anche all'estero. Non riesce a fare produzione perché costantemente, nonostante anche il pastore elettrico, che è quel recinto che viene fatto con la corrente attorno, vuoi perché qualche volta va in tilt, vuoi perché i cuccioli riescono a passare sotto, poi col sistema Ogoio, che sono vigne basse, quindi lì proprio lasciamo più niente, nel giro di qualche sera. Sì, però una cosa ho detto, qua non possiamo però impostare, dire proteggiamo l'ambiente, creiamo queste situazioni e poi diciamo devo risarcire, no, dobbiamo evitare che nascano queste situazioni. Purtroppo queste situazioni arrivano a questo punto qua, perché quando si imposta per esempio la caccia all'interno del parco diventa quasi come si può dire, è blasfemo per qualcuno, non è concepibile. Cioè, oggi abbiamo fatto una legge sulle nutrie, per esempio, ma con grande fatica, con grande battaglia in Consiglio, ma c'era qualcuno che era l'avvocato difensore delle nutrie, con i danni che fanno al territorio, che anche qua animali importati, sappiamo benissimo che non sono né autoctoni né niente, ma che sono infestanti, eccetera. Vuol dire, ma qua alla fine ti trovi di quei muri ideologici di qualcuno che è contro tutto, e il contro tutto porta a questo. Quindi va cambiata una cultura per l'ambiente è equilibrio e non è disequilibrio, perché deve essere un certo tipo di ambientalismo è molto dannoso, non solo l'economia ma anche l'ambiente stesso. Certo. Professor Casen, abbiamo parlato dei sistemi per difendersi, ma poi gli animali sono anche intelligenti, sono furbi, no? Sì, ma per esempio adesso hanno riistituito le trappole per i cinghiali, no? Quindi sono delle gabbie dove vengono avvicinati, cioè si mette del mangime, i cinghiali vanno dentro, scattano le porte e poi si prendono i cinghiali. Questo è un sistema fallimentare perché non funziona. Funziona per il semplice motivo che ci va il primo cinghiale che ci va, tutti gli altri imparano, per 6 mesi non ci va più nessuno, quindi non serve a niente. Poi c'è tutto il traffico di dover mandare al forestale a prendere il cinghiale, a metterlo dentro la jeep, portarlo a sacrificare in un centro specializzato, eccetera, eccetera. Questo comporta naturalmente dei costi che non servono a nulla. Io credo che se fosse regolamentato bene e fosse messo in mano la situazione a persone pratiche e imparassimo anche dalle regioni che stanno già facendo queste cose, il problema sarebbe facilmente risolto. Per esempio la castrazione dei cinghiali puoi lasciare liberi, così la riproduzione avviene più lentamente e quindi si possono contenere. A chi giovano questi cinghiali, questo è il punto, perché è vero che si possono anche recintare i campi, ma i cinghiali li sfondano, non hanno paura di sfondare un filo elettrico che ha un certo voltaggio, ma che poi alla fine non fa più di tanto male. Se hanno sete vanno e prendono dove hanno bisogno di andare, c'è poco da fare.
Ecco, sì, noi stiamo proponendo delle immagini di caccia al cinghiale che sicuramente, come sempre avviene per tutte queste scene a cui molto spesso non si è abituati, no? Si resta effettivamente colpiti, però non lo siamo altrettanto magari in situazioni... Brana una mucca in maniera bestiale, strappa le budella, quell'animale lì, no, poverino, no, è la natura. No, ecco, se spacco il cinghiale, allora c'è questo qualche scandalo. Se l'animale sbrana un altro animale, quello no, è la natura. Allora, insomma. Ma sentiamo cosa dice anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito dei cinghiali. Ascoltiamo. Beh, diciamo che oggi non è che, cioè, al di là di tutte le preoccupazioni dei cittadini, a tutt'oggi non c'è alcuna proposta di delibera. Abbiamo sempre detto che il confronto deve esserci con i sindaci, c'è un problema degli 8.000 capi di cinghiali e non è che qui c'è il divertimento per andare all'abbattimento dei cinghiali, ma c'è l'istanza che arriva da quei territori è che la devastazione impera. E quindi dico che stiamo affrontando il problema, lo affronteremo come al solito con coerenza e con assoluta trasparenza. Se qualcuno poi vuole sempre fare casino prima che si facciano le cose, vabbè, liberi di farlo. Ripartire con la caccia ai cinghiali potrebbe essere una soluzione? Allora, la caccia di selezione si fa già con i cacciaselettori, quindi con tutto quello che ne consegue, però il problema è che 8.000 capi danno vita ogni anno almeno a 3-4.000 nuovi capi, perché poi la specie è molto prolifica, per cui c'è anche questo problema. Dall'altro voglio ricordare che basterebbe che accadesse qualcosa di inaspettato, io spero proprio di no, che so, la peste suina, e allora avremmo finito ogni ragionamento, perché non abbatteremo solo quei cinghiali, ma dovremmo fare anche abbattimenti pianificati di tutti gli allevamenti. Cosa che accade, ad esempio, nessuno dice che con l'aviaria ci sono centinaia di migliaia di avicoli che vengono abbattuti. Presidente. Allora, professor Casen, Luca Zaia mette in evidenza il fatto che magari tutti gli anni avvengono degli abbattimenti di massa per motivi di salute, ad esempio avicoli, ma di questo non si protesta, piuttosto che il problema è prevenire, perché lasciare che le cose vadano da sole in un paese organizzato, in un parco come quello di Colli Ugani, che peraltro poi è molto abitato, quindi è rischioso, si sono trovate già situazioni abbastanza a rischio. Di per sé il cinghiale non aggredisce, però se tu trovi una femmina con i piccoli e questa per qualche motivo pensa che tu sia pericoloso per i suoi figli, ti aggredisce e fa quello che vuole. Quindi il problema è che abbiamo una società organizzata, va previsto, va sistemata questa cosa una volta per tutte. I cinghiali non c'erano sui Colli Ugani, sono stati portati e si possono anche togliere perché non fanno parte di un equilibrio naturale dei colli, non esistono proprio. Vanno tolti e i problemi vanno risolti. Certo, Antonini, il Presidente Zaia ha fatto riferimento al problema dell'aviaria, ad esempio, o comunque dell'influenza negli allevamenti, ad esempio, avicoli, dove avvengono, come dicevo, delle eliminazioni importanti, no? Ad esempio, il cinghiale e il maiale potrebbero avere anche loro problemi di salute, diciamo così, no? Mai successo, potrebbe, sicuramente l'aviaria è un qualcosa di diverso rispetto a un problema legato al cinghiale o al maiale, quindi voglio dire, sì, potrebbe anche esserci. L'influenza aviaria purtroppo è una malattia molto purtroppo diffusa ultimamente anche qui nel Veneto, soprattutto tra la zona di Verona, ma anche noi a Padova abbiamo avuto, e a Venezia abbiamo avuto la necessità di chiudere delle aziende avicole e quindi di eliminare totalmente i capi aviari, quindi l'influenza aviaria oggi è un grosso problema per gli avicoli e ovviamente questo comporta anche degli aspetti economici del settore, quindi se va male il pollo va bene qualcos'altro e quindi a volte sembra strano ma succedono anche queste cose che a volte non si capisce bene, ma comunque oggi è un grosso problema anche l'influenza aviaria. Certo, e quella sanitaria. Vabbè, allora ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, torniamo subito, cercheremo di conoscere un pochino meglio questa popolazione di cinghiali, a tra poco.